Vi ringrazio anche per avermi lasciato una sede, insomma, io non mi aspettavo di dover intervenire, sono venuto per salutare Rita Borsellino, che ci siamo salutati questa volta al telefono, e ci siamo incontrati, con cui ci siamo incontrati e scambiati le opinioni in altre occasioni. E la ringrazio ancora anche per il sostegno dimostrato nella mia precedente campagna elettorale, nella nostra precedente campagna elettorale. Insomma, ero qui per esserci, per salutare, non per partecipare in maniera attiva. La campagna elettorale delle regionali è finita da troppo poco tempo, io ho appena, credo, terminato di elaborare un lutto e come il vostro forse in tanti di voi sanno, ho ripreso a lavorare, infatti sono venuto anche un pochino in ritardo perché stavo lavorando nella sede della società a cui mi ero dedicato prima della politica. Lo faccio con molto impegno perché c'è anche necessità e ho bisogno di mettere in sicurezza questa società, ho bisogno per le quasi 1000 persone che comunque lavorano poco distanti da qui, che non hanno fatto cassa integrazione, che non hanno fatto mobilità, che non hanno fatto esodi, nonostante le falsità dette dal Presidente del Consiglio in campagna elettorale in Serbia. Ed è una responsabilità che voglio portare avanti con forte impegno, credo che sia questo intanto il mio principale impegno politico, questo non solo personale. Continuo a far politica in consiglio regionale, andandoci poche volte, cercando di entrare nel merito delle questioni più importanti. Però non è appunto della precedente campagna elettorale che dobbiamo parlare, ma di quella di questi giorni, della campagna elettorale per le europee. E io credo che sia importantissimo che il Partito Democratico ottenga un buon risultato, un bel risultato, che faccia possibilmente meglio del risultato che speriamo. Credo che sia fondamentale, se vediamo quello che accade in Italia ogni giorno, quello che accade in questa deriva giorno per giorno verso una forma di dittatura strana, soft come qualcuno dice, solo mediatica, non certo delle armi, ma certamente una Italia strana che non era pensabile immaginare fino a non troppi anni fa. Lo dobbiamo sperare con forza un risultato positivo del Partito Democratico se vediamo quello che accade in Sardegna ogni giorno, quello che è accaduto in Sardegna in questi primi 2 mesi, in pochissimo tempo una deriva verso il nulla della politica regionale, una deriva verso il nulla dell'orgoglio della Sardegna. C'è qualcuno che ha fatto la campagna elettorale dicendo bisogna cambiare metodo, bisogna tornare ad ascoltare, dobbiamo partire dalla gente, dobbiamo ascoltare. Ma voi pensate che ci sia un solo sardo che abbia partecipato alla decisione di chiudere la chimica come si sta chiudendo, che abbia partecipato alla decisione di non rispettare un impegno preso sul collegio per le elezioni europee, che ci sia un solo sardo che abbia partecipato alla decisione di cancellare la Olbia Sass, che ci sia un solo sardo che abbia partecipato alla decisione di togliere le risorse FAS alla Sardegna così come alle altre regioni meridionali, che ci sia un solo sardo che abbia partecipato alla decisione di spostare il G8 dalla Maddalena. I sardi e la Sardegna non è ascoltabile da questo Presidente del Consiglio, da questo modo di intendere la politica, che fa sorrisi a tutti, che è gioiosa con tutti, che fa regali a tutti, a chi vuole, non a tutti, che fa regali a chi vuole. Ma certamente è un modo di intendere la politica, io credo intollerabile. È un modo in Sardegna di intendere la politica, credo intollerabile, è un modo in Italia di intendere la politica e di praticare la politica da parte del Presidente del Consiglio, intollerabile. Giorgio Melis dice che
Franceschini inizia a essere, e con lui il Partito Democratico inizia a essere chiaro nel porsi in maniera differente rispetto al Presidente del Consiglio. E io dico la verità, credo che non lo stiamo facendo ancora abbastanza. Bravo, bravo. Ho visto il Presidente del Consiglio ieri a Portaporta, che si atteggia a ritmo, cioè dice delle cose incredibili e le può dire. Dice praticamente che è tutto un complotto, se lui litiga con la moglie è un complotto dei comunisti, e poi fa delle cose praticamente abbastanza strane per un Presidente del Consiglio, ma anche per un qualsiasi padre di famiglia. Però è un complotto dei comunisti, non era stato capito. Lui dice: mi attaccano personalmente. E lo dice mostrando così un dispiacere apparente, terribile, uno scandalizzarsi dell'attacco personale in politica. Ma io posso testimoniare che lui ha fatto una campagna elettorale in Sardegna in cui la cosa più importante che dicevano i suoi comizi è: sapete perché Sole è così arrabbiato? Perché la mattina si fa la barba, si guarda allo specchio, si vede, e si vede allo specchio e quindi si arrabbia subito per delle cose che ho difficoltà a ripetere. Cioè è un uomo che fa dell'attacco personale. Romano Prodi mi ha detto del tentativo di annientamento personale, la sua modalità del confronto politico. Avete sentito dire qualcosa sul merito in una campagna elettorale in Sardegna? Niente. Lo sentite dire qualunque cosa sul merito in Italia? In Italia ogni tanto, quando è appena in difficoltà, dice i comunisti, la sinistra, certa stampa, certa politica, non ho mai sentito dire nulla sul merito. Certamente ha una capacità importante di captare le parole giuste e di dirle ostinatamente e attraverso questa montagna di mezzi di informazione che controlla, e sciogliere i freni inibitori o il senso critico di gran parte degli italiani, fondere, direi, il senso critico di gran parte degli italiani. Io sono dispiaciuto per le elezioni in Sardegna, perché io credo che nemmeno noi sardi l'avevamo capito quanto fosse importante quella elezione. Capivamo che anche Berlusconi si stava giocando in qualche modo una partita nazionale, ma io non lo credevo nemmeno così tanto. Avendo visto i risultati, avendo visto la deriva ulteriore di questi ultimi 60 giorni, penso che è stata importante, che sarebbe stato importantissimo giocarcela tutta come tutti, con maggiore impegno e con maggiore lealtà. Di questi 60 giorni, 2 mesi e mezzo che sono passati così di questo genere, in cui il Presidente del Consiglio sembra quasi che qualche parola l'abbia captata dalla campagna elettorale della Sardegna, quando noi dicevamo c'era la crisi, lui diceva che la crisi non c'era, diceva c'era la crisi, pensiamo al futuro ma stendiamo una rete di protezione sociale, nessuno sarà lasciato solo, dicevamo ogni giorno, nessuno sarà lasciato solo, nessuno rimarrà indietro. Queste parole le ho sentite negli ultime settimane, in un solo giorno il Presidente del Consiglio le ha ripetute 7 volte. E parlando del Popolo della Libertà, che aveva sempre presentato come il partito difensore del mercato, noi siamo i difensori dell'economia di mercato. Da 3 settimane o 4 settimane va in giro dicendo noi siamo i difensori dell'economia sociale di mercato. Ma da quando in poi? È per difendere l'economia sociale di mercato che ha cancellato le imposte di successione sui grandi patrimoni, o è per difendere l'economia sociale di mercato che ha fatto il lodo Alfano, è per difendere l'economia sociale di mercato che si occupa delle cose di cui si è occupato. C'è una deriva in Italia in questo momento e a questa deriva non si può far fronte col nichilismo o col disinteresse o con comunque sono tutti uguali.
E non si può far fronte nemmeno con i movimenti, nemmeno con i partiti personali, nemmeno con un cambio di sedia ogni giorno. Si fa fronte con i luoghi istituzionali della politica. I luoghi istituzionali della politica, i luoghi necessari per la politica sono i partiti. Lo dice uno che appunto una testa l'anno scorso. Capisco la diffidenza di molti, capisco il fastidio di molti, capisco il dispiacere di molti, però attraverso i partiti si fa politica, se si vuole incidere attivamente. E io capisco che questo Partito Democratico sta nascendo con molte difficoltà e capisco che